Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio. Ve l'avevo promessa questa storia, o meglio, me l'avevate chiesta voi nei commenti quando abbiamo parlato qualche tempo fa, qualche settimana fa, qualche giorno fa, anzi, della storia del Fiorenzuola e di quella incredibile finale playoff del 1995 contro la Pistoiese, persa ai calci di rigore contro la Pistoiese, e in cui il grande protagonista di quella serie di calci di rigore era stato Angelo Pagotto, portiere giovanissimo in ascesa in quel momento, portiere classe 1973, quindi a metà degli anni 90, aveva poco più di 20 anni, e qualcuno di voi mi ha scritto: urge raccontare la storia di Angelo Pagotto, ed eccoci qua per raccontarla. Quindi commentate ogni volta sotto i video, illustratemi sia i vostri ricordi che le vostre richieste. Io leggo tutto, rispondo a tutti, insomma, appena posso, e appena posso mi segno tutto sul quaderno e vi racconto la storia. Mi sono infatti appuntato qui per un po' uno schema per raccontare la storia di Angelo Pagotto, che è tornata peraltro anche piuttosto diventata piuttosto famosa anche pochi anni fa, con uno speciale delle Iene proprio su questa storia particolare di Pagotto, che è stato sostanzialmente emarginato dal calcio dopo la sua vicenda legata al doping. È una storia che davvero ha dell'incredibile sotto certi punti di vista. Come abbiamo raccontato, ovviamente andatevi a recuperare il video sul Fiorenzuola, perché lì spiego che cosa era successo. Sostanzialmente la Pistoiese va in Serie B grazie ai calci di rigore, uno dei quali parato da Pagotto, che è stato un grande protagonista anche nei tempi regolamentari e supplementari. È un portiere giovane, ma chi ha l'occhio lungo e esperto capisce che siamo di fronte ad un talento. Squadre di Serie A iniziano a fargli la corte, alla fine se lo aggiudica la Sampdoria, e tra l'altro la Sampdoria è un'ottima scelta per Pagotto nella stagione 95-96, perché va ad affiancare Walter Zenga, che era stato ovviamente il più grande portiere italiano tra gli anni 80, tra la fine, metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Insomma, quale scuola migliore, quale maestro migliore si potrebbe avere andando a scegliere una squadra di Serie A. Tra l'altro Pagotto gioca un'ottima stagione alla Sampdoria, gioca 24 delle 34 partite di campionato, quindi sostanzialmente Zenga gli fa da chioccia, poi si defila un po' e si alternano i due, ma Pagotto sostanzialmente sembra davvero essere il futuro proprio in generale del calcio italiano, tant'è che il 31 maggio del 1996 lui è il portiere della nazionale Under 21, tra l'altro la stagione 95-96 è anche quella in cui esordisce un giovanissimo, un bambino, proprio Gianluigi Buffon, che diventerà poi titolare non solo del Parma, ma di tutte le squadre della nazionale, battendo record di gioventù a non finire. Ma Pagotto è un po' il portiere da cui tutti si aspettano il grande futuro in quella stagione, e il 31 maggio del 1996 un'altra volta ai calci di rigore contribuisce alla vittoria dell'Europeo Under 21 dell'Italia nella finale contro la Spagna, in cui para 2 calci di rigore, uno a Della Pegna e uno a Raul. Quindi insomma non è un portiere che para per caso. La finale incredibile, tra l'altro Under 21, c'è anche il video, se lo potete andare a recuperare su YouTube, della telecronaca in cui in Spagna, tra virgolette, rosicarono talmente tanto per la sconfitta che non fecero entrare in campo i reporter e i cronisti italiani, li spinsero via. Insomma, l'Italia si confermò fortissima a livello giovanile. Qui vi faccio vedere proprio l'intervista che fa il Guerin Sportivo a Angelo Pagotto all'inizio della stagione 95-96, siamo a ottobre del 1995, e guardate, qui c'è anche la parata sui calci di rigore di Fiorenzuola Pistoiese che vi ho citato, con cui vi sto rimbambendo già da due video. Nell'estate del 1996 gli fa una corte spietata il Milan. Il Milan non si fida di Sebastiano Rossi, in realtà non si è mai fidato di Sebastiano Rossi, ogni anno
c'era un portiere che doveva sostituirlo, ma Rossi, come una specie di uccello del malaugurio, riusciva a farli secchi tutti, metaforicamente parlando, e a riprendersi il posto da titolare. Ogni estate però il Milan cercava un altro portiere. Nel 1996 cerca Angelo Pagotto, fa un'offerta alla Sampdoria irrinunciabile. Pensate che Pagotto tentenna inizialmente, non è certo di voler andare al Milan, proprio perché sa che non sarà titolare fisso, non avrà il posto da titolare assicurato, vuole avere più certezze per fare la sua strada, per trovare la sua strada e la sua continuità. Forse preferirebbe rimanere alla Sampdoria. Alla fine il corteggiamento di Galliani e di Berlusconi è talmente talmente ricco, ma non solo dal punto di vista economico, davvero dal punto di vista del blasone, delle possibilità di carriera. Pagotto pensa che un'occasione del genere, un treno del genere, possa non ripassare un'altra volta e accetta di andarsi a giocare con Rossi il posto. La stagione 96-97 del Milan è terribile. Tabarez inizia male, inizia benino, poi piano piano il Milan si spegne, va in difficoltà. Pagotto gioca e non gioca, arriva Arrigo Sacchi all'inizio, torna Arrigo Sacchi all'inizio di dicembre. Sebastiano Rossi paga una serie di errori, mi ricordo un Piacenza-Milan 3-2 che fu proprio il giorno dell'esonero di Tabarez. 3 giorni dopo, col ritorno di Sacchi, il Milan perde in casa con Rosenborg e viene eliminato dalla Coppa dei Campioni. Gli bastava pareggiare e perde, con un altro errore abbastanza marchiano di Rossi. Sacchi, col pubblico in subbuglio per la stagione che sta andando male, per gli errori di Rossi, ha un po' messo come capro espiatorio proprio il portiere per i risultati negativi. Lo mette in panchina e gioca Pagotto. E qui Pagotto purtroppo paga una di quelle giornate sfigate, iellate che capitano ai portieri. Gli errori dei portieri, lo sappiamo tutti, si evidenziano, vengono evidenziati molto di più di quelli di un giocatore di movimento, perché molto spesso poi confluiscono nei gol subiti. E il 2 febbraio del 1997 si gioca Milan-Sampdoria, Pagotto titolare, pronti via. Credo che non fosse passato neanche un minuto, un retropassaggio di un giovane Francesco Coco mette in difficoltà Pagotto, che ha la brillante idea di provare a dribblare Montella, gli fa un mezzo fallo, insomma il pallone arriva a Mancini, che a porta vuota porta in vantaggio la Sampdoria. Il Milan pareggia, va addirittura in vantaggio. La Sampdoria però pareggia con una punizione di Mihajlovic dal vertice dell'area di rigore, molto defilato, quasi un mezzo calcio d'angolo. Pure lì Pagotto si fa un po' sorprendere e poi segna anche Carparelli, il gol del 3-2. Il Milan perde, il Milan finirà una stagione veramente deprimente in quell'anno lì. E la partita di Pagotto contro la Sampdoria è un po' l'emblema anche di un'annata molto sfortunata. Che cosa succede? Che il Milan non conferma Pagotto, compra Taibi dal Piacenza e nel 97-98 Pagotto va all'Empoli. E qui commette un altro errore proprio contro il Milan, la prima vittoria in campionato del Milan 97-98, gol dello svedese Anderson su un errore in uscita di Pagotto. A quel punto va al Perugia, si ritrova al Perugia, prima giornata della stagione 98-99, Perugia-Juventus 3-4, commette un paio di errori ma non particolarmente eclatanti. Gaucci, presidente del Perugia, lo accusa di essersi venduto la partita. Lui si arrabbia, ne nasce una sorta di conflitto tra il portiere e la società e va a giocare alla Reggiana. Torna al Perugia per giocare nella stagione 99-2000 e lì succede il patatrac, perché il 20 novembre del 1999 viene sorteggiato per il controllo antidoping assieme a Nakata. E qua si scopre un po' il momentaccio della carriera di Pagotto, perché risulta positivo a effetti della cocaina. Lui spergiura di non essere colpevole, dice di non aver assunto niente, e anni dopo parlerà di una sorta di complotto
ovvero che il fatto che Nakata dovesse andare alla Roma a gennaio, sostanzialmente lui dice che la provetta, la pipì di Nakata è stata messa nella provetta di Pagotto e viceversa. Perché? Perché se Nakata fosse risultato positivo al controllo antidoping sarebbe ovviamente saltato il passaggio alla Roma e il Perugia avrebbe perso tanti soldi. E così Pagotto sarebbe stato, secondo la sua ricostruzione, un po' la vittima sacrificale di quella situazione lì. Viene squalificato, ovviamente prende diversi mesi di squalifica, anzi prende 2 anni di squalifica. Pensate a cosa sarebbe successo se li avesse presi Nakata, se questa storia è vera. Io chiaramente non lo so, questo è quello che sostiene lui. Lui dice: mi sembra strano che proprio io non ho preso niente e proprio nel sorteggio con Nakata, che poi passa alla Roma. Questa è un po' la sua ricostruzione. A quel punto si fa questi 2 anni di squalifica, torna alla Triestina, torna a giocare e lo ingaggia la Triestina, giocherà dal 2001 al 2003, conquistando anche la promozione in Serie B e sfiorando la promozione in Serie A nella stagione 2002-2003, quando ebbe un altro scontro con un altro presidente un po' vulcanico, Amilcare Berti, presidente della Triestina, che a fine campionato dirà: eravamo lanciati verso la promozione, poi Pagotto ha iniziato a vendersi le partite e la promozione è sfumata. Adesso vi leggo anche le altre squadre in cui ha giocato. Va ad Arezzo, poi al Torino dove non gioca mai, al Grosseto e al Crotone. E qui al Crotone commette il grave errore della sua carriera, perché il 28 aprile del 2007, dopo Crotone Spezia, viene sorteggiato anche qui per il controllo antidoping, risulta nuovamente positivo alla cocaina. Questa volta ammette il suo errore, lo dirà proprio: ho fatto la più grande cavolata della mia vita. Prenderà 8 anni di squalifica che gli chiuderanno definitivamente la carriera, e sostanzialmente la carriera di Pagotto finisce con questa squalifica, e per lui non si riapriranno più le porte del calcio, ma soprattutto si aprirà questa polemica tirata fuori successivamente, tirata fuori anni dopo, di questa prima squalifica a suo dire ingiusta. Adesso ognuno ha la sua idea. Potete andarvi a cercare servizi, approfondimenti, insomma c'è davvero di tutto quando questa storia è riuscita, e mi dispiace che la carriera di Pagotto abbia preso una piega comunque verso il basso, perché era veramente un portiere molto molto talentuoso. È stato anche sfortunato per qualche errore commesso nei momenti cruciali proprio di una carriera che poteva essere sfavillante, che invece si è sciolta molto presto. Questa è la storia di Angelo Pagotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale che è sempre gratis e io torno domani. Avanti tutti.